Questi è il numero 29, al penultimo della serie Bleuva. E ringraziamo tutti quelli che l'hanno scritto e che l'hanno sempre seguito. E mi stasmana, in particolare, e voglio ringraziare al poeta Pino Simonetti per la bellissima lettera che l'ha inviata. E lo ringrazio proprio di cuore. Anche stasmana è l'uma insieme a noi Beppe Moncalè, Mario Ferrero, Paolin, mi, Luisella Guidetti, Gipo Farassino, Vilma De Eusebio e tanti altri attori che man man eu presenterai. E adesso eu lascio in compagnia ad Mario Castagneri con i nostri Crussi. A voce ferme, come si dice stolit, ascolto i punti e astiro le somme. Per noi dal 15 e dal 16 giugno le voci sono fermate altro che mazzume e poduma proprio ancora non tirare niente. Anzi, asmia che la situazione si fa sempre più critica e nebbiosa. Il problema più assilante immediato è quello del governo. E l'uomo azzurra tutto ha bisogno di un governo stabile, sicuro, un governo che governa veramente e che indaga affidamento. Possibile che su sì i nostri uomini politici lo capiscono? Invece di essere l'inghiccio l'un con l'altro, invece di desmuresse tra loro, biautanze tra una maldicenza e un dispetto, che penso che dopo le ferie e l'avremo più che mai da manca e una solidità politica e una stabilità governativa per l'onca saranno i provvedimenti da pie e i problemi da affrontare. Al più grosso di tutti i nostri problemi, finire che saranno le vacanze estive, sarà senza l'occupazione, o per me di la disoccupazione. È purtroppo giustamente, ante previsioni di sindacati, che il numero di disoccupati e di cui in cassa integrazione dovrà aumentare. A questo punto sì, si delinea la pericolosa frattura tra le forze nazionali impiegate e quelle disoccupate o in integrazione, con il conseguente corsa dal caos e dal disordine. È impensabile che con queste prospettive i partiti, e dico proprio tutti i partiti, sappiano assicurare un governo valido al nostro paese. Per cosa che l'ho votato il 15 giugno? Per tentare di migliorare le cose in ogni senso o per soddisfare la vanità e la presunzione dei nostri uomini politici? Alle parlasse tante di riforme e le riforme a tardo arrivè, o quando i cassato sono già sorpassati. Intanto le autostrade sono cresciute dal 15%, la luce dal 10%, i telefoni poi parlano neanche, che noi siamo una vacca da monze e sono ormai convinti da tanto tempo. Ma che si ricordo tutti che a forza di monze, invece di light, a per sortire zanc. Andiamo per in ferie, torniamo a fresche ardì, senza le poche lire e quando ero partito. Contenta di passare, ne sta senza pensare. Però prego mamma che dobbiamo più re. Livio e Sumà, una bella canzone intitolata La Piola Veia. Una piola veia ante il me burg han mes a una città moderna e poca luce odor d'arcius guartin e bicerveid le taule un quadervei in placanza al mur dare il bancun a madamin canvis calciair perché fa scur e a fisalvei pensando ai suoi sagrin antin cantun ai enveiot che tira fora al suo tuscan e poi l'unvisca con un brichet una carta veder tutta consuma dare rai veder Svedna mazna Puja con il mentum sulla taula I suoi
vis un giornal en gat antin canzun a miaula chissà cosa pensa sta masnà che niun lo guarda e all'eli sul a penserà a suo papà che gioca carte con il suo sumà al gata miaula più lontan e chi la sperd amti suo sogno a pensa ai gioc ai suoi fratelli e tanta odia tutti sti mervei e mentre a sogna che un bel dì a sciaperan sta veia ca ai ven lo sciai e a sferma lì perché vedria me resto papà Mi sei nenne, alampa ancora capilu, ma gli italiani avevano nen pagare le tasse. Stai assente, poi dopo un dise. Mario Ferrero e Paolin. Finalmente ci rivediamo, eh? Ha visto che è stato inutile tentare di sottrarsi alla giustizia del fisco, eh? Ha visto lei, caro tornitore Pautasso, che credeva di fare il furbo, eh? Lasciando il mio ufficio come se io non contassi nulla, eh? No, lo cordo, e su omne, certo che su omne, alla fame pignore fino al gat, che se ne dia neanche portato via tutto, me car dottor. Ma a proposito, che è proprio un dottor, che Ma che domanda cretina. Ma capisci che sono un dottore, no? Allora che senta, da già che mi sono sì, io vanno sulla pena di andare alla mutua, ma potrei neanche scrivermi che cosa contro la tus. Ma cosa dice, ignorante? Io sono un dottore in economia e commercio! No, lo dia neanche, che allora alle mag dottor in commerci, perché crea sempre. I dottori in economia, insomma, noi altri poveri diavoli. Come sei? Anzi, insomma, fino al professor in economia noi altri. Ma bando ai panegirici e alle tergiversazioni. Che guarda che se che la parla in italiano, mi la camiso neanche con cui panancin, ciricin e intenten Ma questo è italiano, e se lei non fosse quell'analfabeta che è, mi avrebbe capito. Comunque andiamo al sodo. Andiamo pure. Ma alle lontano? Cosa è lontano? Cosa? Quel paese andò al sodo. Non mi faccia perdere tempo, non mi faccia perdere tempo, perché io tempo da perdere con lei, guardi, non ne ho. Ha capito? Ma sacria pareia, lo capisco fino a già venchel. Ma che sta tranquillo, che sta agitanen. Ma sacria parei, parto anche le valvole, che le lì rusa che smia la testa da un pito, che scusa, che guarda che a parei che gli sciopano venga, che guarda che mi le puoi avvisarlo, ne? Ben. Sì, va bene, ecco, manteniamoci calmi, non alteriamoci, manteniamo il controllo dei nostri nervi, eh? Bene, ha visto, eh? È semplicissimo. Veniamo al suo caso, eh? Sì, dunque, lei è molto malmesso, caro il mio Pautasso. Oserei dire terribilmente malmesso. Ma capisci? Che l'hanno dispresa sempre. Avanti, che mi sbatta via. Cacciamo una spasinca ramassa via. Ma se questa sia la muda più bella che mi l'hai. E poi che scusa, che la cardrapadese tanti ben vestiti che me? Ma io non intendevo dire malmesso in questo senso. È la sua posizione fiscale che è pericolosa. Lei è un contribuente moroso, insomma. Ma che contribuente moroso? Affari. Mi sono un contribuente Maria come naso, con tracit, la suocera carica, eccetera, eccetera. Ma per moroso intendo dire... Beh, è inutile tentare di spiegargli. Dunque, vediamo. Lei ha il telefono, eh? Ma sì che l'ha il telefono,
Ma chi che aveva il telefono a me? Al massimo, diciamo, miei amici Cichin, che sta al secondo piano sotto a me. Ma me lo chiamo dal Pugel, parai, Cichin! L'azzurro? No, male. Male, caro Pautasso, molto male. Lei il telefono lo dovrebbe avere. Non avendolo, priva lo Stato di un'entrata. Lei non è un buon cittadino. È la gente come lei che manda in rovina lo Stato. Andiamo avanti, a questo punto non salga sulla scrivania come l'altra volta. Sua moglie, per esempio, lavora? Lavora che ore a fare le poste. Come sarebbero? Cosa sarebbero queste poste? Allora che anche che con tutte le sue lauree all'ignorante a fare la posta vuol dire che va a fare le ore anche qua o a fare pulizia. Ecco, qui casca l'asino. Allora castiera un po' più in là se non casca addosso. Faccia silenzio, scimunito. Allora siete in due a guadagnare, Doppia entrata. Qui entra in funzione il cumulo. Adesso le faccio. Ma scusa, sa travagliare se ne un po' anche mia fumna. A stura sì, con l'unchi ciapo me e farò tutti e due la reclama di cadavere. No. Queste sono bugie belle e buone, caro il mio evasore. E a questo punto mi stia bene a sentire, No! Come no? A questo punto lo sento pinen. A sto punto sì, che mi staga sente quel. Perché me, caro il medutor, a pel corpe coi denti al sol, ma mi lire da camperia in niente. E il fico una lira. Come? Alla capime? Come sarebbe? E saluto tutti. Arvezze mai più. Vada, ma pagherà, se pagherà. Sì, e pago con Ios quando che sarai cadavere. Roberto Balocco canta Cula quaia che spassigiava in via Cernaia. Si chiamava Rita la dritta, Astasia a Mirafior, era fresca come una truta, a Nabbialera, a Ballatur, a Vantadilo, con la cita, a Fasia, a un bel meste, alla sera, a 9 mesa, era già al marciapè. Ecco la quaia che spassigiava in via Cernaia, come in piasia al gran cafasia, quando girava in mezzo ai gagni in motoretta, chi la incassava molto ben che valetta. Ma una sera era in Giobia e a Fasia un gran ginic alle fermasse un con la lobbia un bel pivel antipo chic. Scusi tanto signorina, venga qui, non abbia fretta, qui fa caldo, bambolina, alla Cariala una Giulietta. Ecco la quaia che spassigiava in via Cernaia, adesso per amor all'alpretur, da Saba su e giù per il marciapè, chi è la valtava a di botta spia i piedi. Adesso la chiamo Rita la fola, perché al ruga ai passa al gran, e altre quaie ai disu badola, dizes nos, spulpa d'ancan. Chi la rie e a dis purile, mi lei goi, a te perei, sale l'offi, stesne sule, a passa il tempo, diventa vei. Ecco la quaia che spassigiava in via Cernaia, chi la per amor ha sempre il pretur, chi a stacca su all'intel cauta per non capì, perché una quaia la dosogn da vello lì che tutte le madame vi spusa, si belle
che brute, ai lan gratis a sua ca. Stasmana a intervistare a tu canen a me, cioè a piaceria intervistare al personaggio che l'uomo ospite a nostra ca. Comunque il compito io lasso a Luciana Barberis e a Sergio Bertoldo. E l'uma sì con noi, ospite gradia nostra ca, Celestina Costa, che è la figlia del poeta piemontese Nino Costa. Nino Costa poeta, lo conosco tutti, ma noi l'avremo piacere a sapere da te, Celestina, come tuo papà era in famiglia e come era a persona. Mio papà era piuttosto cit, mingerlin, biond, con i capelli ris e con gli occhi grandi e blu. Aveva i barbisin biond e un bel sorriso. Apprezzava l'effe e su sì lo rendia ancora più romantico e più delicato e faceva la gioia e tutte le belle signore Turin. Ai despiasia però de se cit e ai amici che se stupio che l'avesse Mariana bella fumna auta e formosa, ai rispondia. Dal momento che dovevo prendere moglie e ne ho preso più che potevo. E quando noi altri cit ai chiamavo, ma papà, quando ti sei sposato eri già così piccolo. E chi ella rispondia, oh, mai più. E la mamma che mi ha fatto diventare così a forza di botte sulla testa. Sen Celestina, per il poeta lo so male bel, ma ren poc. Cosa faceva a toppare professione? Da giù l'era laureata in veterinaria e subito dopo in lettere e filosofia alla scuola d'Arturo Graff, che l'aveva camminato sulla strada della poesia e che elle alla cominciato a scrivere in italiano e in francese. Poi alla fatto scuola al liceo e all'università e poi per motivo politico alla fatto concorso per impieghersi al San Paolo, alla Cassa di Risparmio e all'amministrazione del manicomio. Alle poi entrò alla Cassa di Risparmio e quando qualcuno ai chiamava la ragione della Sernia, chi ella rispondia Istituto di San Paolo, Cassa di Risparmio e manicomio sono tutti la stessa cosa. Senta un po', Celestina, vorrei sapere se tuo papà ha la via Dobby. Qualcuno ai piesi alle belle fumne, Però. la pittura, la musica. Suonava il piano senza conoscere la musica, insieme al suo grande amico e il professor Andrea della Corte, che diceva sempre: se Nino Costa non fosse diventato un grande poeta, sarebbe stato certamente un grande compositore. Conosceva diverse lingue e ai piacia parlè anche le due che sapeva meglio, il latin e il greco antico. E quando a tempo a guerra scrivia ai suoi amici fuori dall'Italia, in greco o in latin, le sue lettere non era mai nessuno a censurare, perché nessuno non capiva niente. E come accompagna le sue poesie, Celestina? Ai componia nen, ai nasciu dal cœur, e si ricordava tutte a memoria, e quando scrivia a correggia nen e alimava mai. Quando pensava a sue poesie, all'era di una distrazione unica, ammontavasi il tramvai e sdesmentiava che era la fermata giusta, e faceva 2 o 3 giri da un capolinea all'altro, finché poi un manovratore diceva: ma professor Cacala, che ormai l'azienda l'ha sfruttata abbastanza. E a proposito di poesie, senti Luciana, ti vorrei dire una notizia interessante. Ma come parla adesso? Senti, lasciami parlare in italiano, sarà una formazione professionale, ma non trovo meglio. Va bene, continua. Allora, è arrivata una lettera dal magnifico rettore dell'Università di Helsinki, scritta tutta in piemontese perché lui non conosce l'italiano, nella quale mi comunica che a questa università è stata intitolata un'aula mio papà. E in quest'aula, su una parete, è stata incisa la poesia delle Nivule, prima scritta in piemontese e vicina con la traduzione in finlandese. Che bella, e mi invita ad andare a vedere e a inaugurare quest'aula. Anzi, a proposito della poesia delle Nivule, mi farebbe tanto piacere che tu la recitassi, proprio perché questa poesia, che penso ormai tanti conoscano, rappresenta veramente ed esprime lo spirito umano e poetico di mio padre. Con tanti piacere.
Anzi, vorremmo fare una sorpresa. Sergio ha componuto la musica per la poesia Nivole e noi la dedichiamo a te e a tutti gli amici ad nostra casa. Ringraziamo Celestina Costa per la simpatica intervista e adesso Luciana Barberi esaudirà Nivole. Compagna al piano da Sergio Bertoldo. Lo sai com'è, che ti renans la barziga na prisa bin, io è sempre da giustre. Son pro convinto che per salvesse l'anima, un por cristiano, l'ha muto ben da fe. Tu pa che una questione politica l'abbia pizzust che in volti in parpaiun, che in biedda mila ava la pinna lacrima, e in sa che biava, mei che una canzone. Ma il buon signor, la pavor su fe gli uomini, tutti d'una pasta e tutti d'un color. Alle colpa sua, se ideaio delle rondole son differenti dai sogni di nartaiur. Le giusca e sia chi casargire a trafica per pese zol, o capare in bindera. Ma mi, cos vuole ampias, guardi le nivole. Le nivole cavan, traversa il cielo. Nivole grandi, nivole lontane, feie disperse in cerca d'un pasturo. Montagne fioca, frange d'oro, fontane, bambasini e pisette, tapisse di fiori. Mentre mi incante e l'anima leggera si slanciant l'aria in su, sempre più in su. Ma mia, chi torna bravo come chi era. Ma mia, chi trova il cœur chi l'hai perduto. Ma mia, chi senta le canzoni più belle, quelle chi penso e chi sei ne incante. Forse, voi altre nivole sorelle, lo seve, al me regretan due calè. E mentre guardo il vento come avradunga, e il sole che fa piefeu come in brasè, sì che non fa, se gli altri a fan fortuna, san passo dinanzi e la sommindare. Quando che arriverà l'ora più grande, l'ultima, e canciamran, l'on chi lei faita bel, mi rispondrai che lei guarda le nivole cavan, traversa il cielo. Gipo Farassino stasmana han fa scutè una canzone forse interpreta poche volte, intitolata La Terra. Sta terra pia gli uomini e in misura, ma d'ora un meter che le bin falì. E guarda con cularia patamola, mentre i marcanda come smarcando i cri. Così come le scaglie d'alto bordo alla chiusa che son molto ben sofisticati, e il fiaso ma le cose che sverluso e as dismentia ad come calena arida bruta tutta in casimia l'urida verde popola serpente matco da strane bestie che Dio uomo che son spurcase per pulire chila. Ma chila
calaldeita d'na marchesa, con l'uomo che travaia alle genà, a God coi Lazaro, con cui la cagna, con cui che trevo l'erbo della cucagna, con la gente che parla, ma con quel tonfa lì e piuttosto sbadola, a quelle ciocche che viste da lontano, a smio bronzo e invece a su un'attola. Le ura che ta specie caratera, alle ora che ti butte un po' giudisi, da tener drissi, mola sti caprisi, si butte in galanton, fai un sorriso.